finalmente abbiamo finito di parlare del titolare della ditta di Paolo, molto bene, dobbiamo dire. Come si chiama la ditta, scusa? Ferro Stile. Ferro Stile o Style? Ferro Stile. Ferro Stile di via Tavagnacco. Pubblicità, quindi se mi serve qualcosa, è così che si vive. Siamo sempre con Marco, oggi è venerdì 19, quindi fine settimana, quindi era l'ultima settimana. Va in fiesta. Siamo sempre Vincenzo, si è aggiunto un nuovo Francesco, sempre della Tecnostile, e oggi ti avevo promesso che ti dica, c'è suo cugino che si chiama Luciano, siamo sempre le tre sorelle. Oggi abbiamo a pranzo calamari che dicono sono i migliori calamari di Chiavari. Pescati da me. Pescati uno a uno, proprio un anellinga alla volta. Non stai bene tu, non stai bene. Allora, e c'era, sai, caldo, estate, Marco, tuo cugino sempre? Luciano. Marco e Luciano, mentre arriva Romana con il caffè. Romana, non far casino, se no non si sente la storiella. Mentre arriva il grande che ha tagliato la barba. No, grande. Anch'io, hai notato? Anche Romana ha tagliato. Romana, non di Roma. Allora, sì, adesso per la gente non può stare. E c'era estate, sai, Luciano e Marco, cugini, avevano campagna, sai, stalla. A un certo punto c'era Marco, anzi Luciano, sai che con il trattore lì, arrivano due, sai, eleganti, camicetta corta, cravatta, no? A un certo punto arriva lì un caldo da morire, fermano il trattore, ferma, e c'era Luciano che non sentiva tanto, un po' sordeno, no? Fa, buongiorno, buongiorno. Siamo testimoni di Geova, siamo qua per vendere la Bibbia? No, non hai capito. Siamo testimoni di Geova, siamo qua per vendere la Bibbia? Non sento. Siamo testimoni di Geova, siamo qua per... Ah no, che roba lì, dice che era con Marco, che io te stare, com'è? Marco! Che là che si muove più so. Marco! Dimmi! E sono doni di Genove che hanno di vendi le Libie? No, dici che lo compri noi e cominciate di che robe che... Allora salutiamo, aspettiamo il weekend, ciao Marco Luciano, ciao.